Sull'insediamento del nuovo governo Draghi dice la sua anche il presidente dell'ANCE di Agrigento, Associazioni Costruttori Edili, che racchiude la maggior parte degli imprenditori della nostra provincia del settore. Accogliamo l'appello di Confindustria Sicilia al governo Draghi, non si cerchi la collaborazione delle sigle di categoria, se questa è solo una foglia di fico per giustificare scelte non condivise che vanno solo a danno del territorio e degli imprenditori. Così il presidente dell'ANCE Carmelo Salamone interviene in seguito a quanto dichiarato dal Consiglio di Presidenza di Sicindustria, in merito al fatto che le imprese dovranno questo mese versare i contributi previdenziali in misura piena, dicono gli imprenditori siciliani. L'incapacità delle istituzioni di dare seguito a un provvedimento del dicembre 2020 che prevedeva la decontribuzione al 30%. Da tempo, continua Salamone, denunciamo come le politiche realizzate a livello nazionale siano mirate a danneggiare profondamente e irrimediabilmente il tessuto produttivo del Paese. Oggi si vive di incertezza, di precarietà e ogni nuova misura adottata non fa che peggiorare il quadro complessivo. Per questo, continua Salamone, sposiamo la linea di Sicindustria di ferma resistenza a ogni coinvolgimento di sola facciata nei processi decisionali, mentre a Roma si continua a discutere, dice Salamone, Sagunto viene espugnata. Intanto lo stesso Carmelo Salamone, nella sua qualità di presidente, era intervenuto qualche giorno fa con un suo comunicato stampa in merito allo stop della riforma sugli appalti. Rappresenta un'occasione mancata per il comparto. Inviterei, continua Salamone, in tal senso, chi ha ruoli di rappresentanza istituzionale a tenere fuori il settore della polemica politica, a commentare così la bocciatura da parte della Corte Costituzionale della legge regionale sugli appalti. E quanto afferma il presidente Salamone, non abbiamo mai risparmiato le nostre critiche, anche dure, alla regione siciliana per alcune delle scelte fatte, ma dobbiamo riconoscere all'assessore Falcone di avere sulla riforma del complesso settore degli appalti ascoltato le categorie e tentato una riforma che rispondesse alle effettive necessità del comparto. È un percorso che oggi si è interrotto e ne prendiamo atto, continua Salamone, ma non possiamo accettare che la stessa politica, che nulla ha da dire o addirittura accoglie di buon grado provvedimenti come il decreto semplificazioni, il quale, come abbiamo già detto ampie volte, ha portato a una riduzione della trasparenza e dei diritti della libera concorrenza per quelle aziende, sia oggi a esultare per questa bocciatura, sostenendo come l'obiettivo della riforma fosse un modo per lucrare il voto di qualche piccolo imprenditore edile. Oggi noi abbiamo invece la netta sensazione, conclude Salamone, che sia la volontà di mantenere lo status quo a rispondere a precise logiche. Voglio chiedere maggiore rispetto da parte di una certa politica nei confronti dei piccoli imprenditori edili che ogni giorno rischiano e spendono senza certezza di un ritorno economico per dare un lavoro e tentare di produrre uno sviluppo in una terra che da questo punto di vista appare refrattario alla crescita.